Un eroe normale, un professionista di grande spessore, uno scienziato. I Ciriachini d'Oro 2019 sono andati a Antonio Centomani, il giovane papà che lo scorso settembre salvò una ragazzina dal suicidio, al professor Pietro Leoni, direttore fin dalla sua fondazione della clinica di ematologia dell'azienda ospedaliera di Torrette, al professor Valerio Lucarini, matematico e scienziato anconetano, che oggi dirige il Centro per la Matematica della Terra in Inghilterra. La cerimonia di consegna dei Ciriachini 2019 si è svolta come di consueto il giorno della festa patronale. Gremito l'auditorium della Mole Vanvitelliana, ad assistere al tradizionale evento molti cittadini e le massime autorità religiose, civili e militari. Una bella emozione di stare qui, mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto, come sapete. Io ringrazio l'arte marziali che sto qua per riuscire ad afferrare la ragazza, perché sennò non lo so come andava a finire. Grazie allo sport. Ricordo bene come fosse oggi, però dai, sono contento che tutto è bene quel che finisce bene. Dire che sono felice è un puro eufemismo, sono felicissimo e sono profondamente onorato di aver avuto questo riconoscimento, perché lo prendo come la ciliegina sulla torta di una vita, 45 anni di lavoro, che evidentemente qualcosa di buono è stato fatto per la comunità. Naturalmente è stato un grande piacere, un grande onore. È stato molto bello avere questa opportunità, è stata una grande emozione, chiaramente sono cresciuto ad Ancona, poi sono andato come tanti della mia generazione e ho piacere tornare. Numerose anche le civiche benemerenze assegnate a cittadini, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e associazioni che con le loro azioni per la comunità si sono particolarmente distinti. Tra questi anche i poliziotti che salvarono dal sottopasso allagato alla Baraccola 2 donne intrappolate nell'auto. Attestato di riconoscimento anche ai dipendenti comunali andati in pensione.